Eder. Mech. Pallister. Un paese sconvolto. Una comunità costretta ad affrontare un fatto sconcertante all'improvviso. Così è stato ad Aurisina, centro dell'altipiano dove di solito la vita scorre tranquilla. Il ritrovamento di un cadavere senza testa e in avanzato stato di decomposizione, a poche centinaia di metri dal paese, ha lasciato tutti senza parole. La mente di tutti è andata subito a Cinzia Peccicar, una donna di 60 anni originaria di Duino ma residente ad Aurisina Cave. Scomparsa a metà ottobre e mai più vista. Molti hanno fatto il collegamento tra la sua scomparsa e il cadavere, ma al momento non c'è alcuna prova scientifica a supporto di questa ipotesi. Anche il sindaco di Duino Aurisina, Igor Gabrav, ha espresso il suo pensiero, proponendo di confrontare la dentatura del cadavere con quella di Cinzia per avere un primo indizio. Tuttavia, non essendo un esperto, ha sottolineato che si tratta solo di un'ipotesi. Le indagini condotte dai carabinieri e dalla procura inizieranno la prossima settimana, guidate dal sostituto procuratore Chiara De Grassi, che ha disposto un'autopsia per accertare la causa della morte e l'identità del cadavere. Fin dall'inizio, è stata considerata poco probabile la possibilità di una morte violenta, poiché non sono stati riscontrati segni di lesioni causate da terzi durante un primo esame esterno. Tuttavia, l'avanzato stato di decomposizione e l'azione degli animali selvatici hanno reso difficile una prima valutazione. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.